Commedia brillante dialettale in 2 atti, C'è di Morini, di Gioacchino Faranna. La commedia racconta le peripezie di una semplice famiglia proprietaria di un'agenzia funebre, in conflitto con i propri parenti per questioni di eredità. A complicare la situazione ci si mette la figlia con le questioni di cuore. Ma scusate, se vi racconto tutto finisce il bello. A voi il piacere di scoprirlo. Da sempre il nostro slogan è divertirci per far divertire. Speriamo tanto di riuscirci. A voi l'allegra compagnia. Che non posso stare perché non mi piace, perché non mi piace tu, che non posso stare La vuoi abbassare questa radio? Pezza di tascia! Tascia, ci sei tu e Tommaso, capisti? E io le canzoni mi sento a tutto volume come piace la mia! Ma così si fa, si va! Oh, ma chi è tutto sto manicomio? Messa radio, cosa studa? Oh, quando dici tu finisci, stiamo diventando a barzelletta di tutto palazzo. Qualche volta chiami i carabinieri e ne mettono fuori di carincia. Una a sua casa, ma anche il padrone li sente radio come valida, viene a tutto volume. Che sto senti di a me mi pareva di essere in un concerto. Oh, vi ricostavamo da una villa soli. Ci sono pure l'auci cristiana a cui mi da dare conto. Chissà che mi dissi tascia. Da se è pipitinusa ritoni puta professoressa. Sì. Così di pazzi, ditemi tascia mia. Sì. Titi, così mi senti poi ci su storie. Dici che vieni? Dici che vieni, che questi futtallignati, che per un coach antico, chissà. Che come noi oggi ne vogliamo bene, che la famiglia di me suoro, ma fai pure una cusini? Shit. Come mi può frequentare? Tu hai la quinta elementare? Chita? Insegna? Viene laureata? Tu? E tu manco così buona? Raccurzare un paro causi, manco rimettere un bottone, che non hai il travaglio arregiato? Mia cucina diventò così, perché suo padre è in via Tandanca e abbi tante conoscenze, diventò picchissimo a Custini. Ma dove vuoi arrivare, scusami? Io sai dove voglio arrivare. So che fa mio padre? Amoni, dimmilo. So che fa tuo padre? Fa un lavoro nobilissimo. Io i pompi funebri. Meno male che mio padre ci lascio chiesto travaglio, perché se no fosse passettare in desca non alla cattedrale, a mandare i piccioli per campare. Ai. Ma tu sai come mi sputtano i miei amici? Non solo, manco quando viene la casa. Addirittura? Sì. Si impressionano? E di cui? Ma no, papà, di Lazzaro, miei frati. Dici che è un morto e che è pure spiritato? Oh, ti raccomando, mi resti quasi davanti a tuo padre, sai? Tu sai che tu ci vieni a sto figlio Lazzaro? Certo, e il mio figlio preferito è mascolo e prediletto, mentre a me invece non mi fa passare mai niente. Tuo frate ha cominciato a travagliare con tuo padre all'età di 10 anni. Ormai chi molti quasi ci parla. Levo quasi, che a notte ci parla e mi fa bere una cosa cattingia. E tu ci parla, mi fa scantare. Lazzaro possiede doti soprannaturali, vedi cantavi che era Nico. No, perché non si merita essere in questa casa. Ma che si metteva? Io ci pensai, e tu sai. Ma poi, Cucchito, tu vuoi portare guerra dentro la mia casa, vero? Sporditillo, non ci riesci niente, Cucchito. Intanto, Kiddu, come chiamasti tu, si chiama Macumba, eppure si travaglia un panificio. È di africano, a me non mi interessa niente, a me mi piace, va bene?
mettiti in testa, andiamo piglio, con wascio o senza wascio consenso. Va bene, va. Ci va su queste cause, signora Macione, va? Ti va meglio. Ma che bello, piuttosto che ancora non mi ha telefonato. Quanto ci chiamo io? Mi dissi che avessi venuto. Mi buttava a colazione. Pronto? Amore, ma dove sei? Giuri che ti aspetto, Pititto, mi sta facendo acido. Qui sono, amore mio. Ma unni! Qui sono, amore mio. Ma unni! Dietro la porta, apri. Amore! Tesoro, vedi come ti penso sempre. Sì, amore, uno nei più di Dio non poteva pensare. Amore, vedi che adesso io sono qua, il telefono lo puoi posare. No, scusa, che sogno scimonita, che quando mi la sera io non penso più niente. Tua madre è a casa? No, non c'è. Tuo fratello? Come ti hanno interrogatorio che sto? No, tutte e due non mi possono vedere. Ma cosa gli ho fatto io di male? Io sono un bravo ragazzo. Non ti ci applicare, tu devi pensare solo a me, amore mio. Ieri sono andato al panificio dove lavoro e gli hanno detto che il pane da me non lo vogliono più portato. Gli disgraziati! Disgraziati tu! E tu che ci fai? Lo vedi che fece tuo marito? Che fece mio marito? Io non so panificio e ci dissi che a Carincio non ci va a mettere più piedi. E perché? Dice che io puzzo. Senta lei, senta che giaura che faccio. Dice tutti i giorni me ne lavo. Senta. Ah, ci vedi già affogato. Senti, Camericca, facendo rucaccoli, vuol dire tu, sta scitta, te lavo ogni 6 ore. I complimenti per pulizia, veramente. Visto, lei sì che è brava mamma. Oh, ma quale mamma è mamma? Che spetti sta testa? Che sto ancora manca su da mia mamma. Non ti ci mettere pure tu! Io e sua figlia Natascia ci sposeremo. Campate di fumo, niente e niente. Va bene, va? Io non ho nessuno. I miei genitori sono morti in Congo e quando ho deciso di venire qua sono venuto solamente per diventare ricco. E che non c'è di niente? Non lo so, ma quando avrò soldi comprerò panificio dove lavoro, così farò vivere Natascia come una signora. Va bene, una mano per ora non è manco un euro, quindi... Natascia, ti prego, amore mio, io ti amo tanto, non mi lasciare. Amore, anch'io ti amo. Non mi chiamare Natascia, io mi chiamo Natascia. Amore, ma lo sai che la T mi viene malatilla? Sentite qua, ora basta, tu cercare di dirmi che se viene mio marito, chi tu ne suicidi a tutti e tre. Tua madre ha ragione, vado a lavorare. Ciao amore. Ciao. Ciao mamma. Finisci di chiamare mia mamma. Ti ho detto 100.000 volte che questa radio la devi tenere a volume basso. Io devo studiare le lezioni per i miei alunni, hai capito, Tasciona? Senti, qua c'è antico. Io a radio, ma sento come voglio io, va bene? A tutto volume. Quando tanto conviene? Certo che tutti noi vi volete pieni, vero? Manco parete proprio che siete cucine. Cugine? Ma per me voi siete dei perfetti estranei. Noi siamo parenti solo sulla carta. Non ti scantare, cucina, che appena ne spattiamo sta parentela sopra carta, mi scacciamo pure di parentela. Guarda, per noi non c'è nessun problema. Buongiorno, Mi voglio. lo spiritato di tuo figlio Lazzaro non c'è? O c'è, viene a travagliare. Chiamami lo stesso perché c'ha a parlare. Chi c'ha a dire? C'ha a dire che va a levare la fotografia di mio marito, che ha messo dentro il frigorifero, che devo fare così quando voglio Cristiano Morono prima, era a levare. Perché un guaio a Pisannaro non è succeduto. Io ne puzzo più. Non si può accampare così, io non voglio restare, vedo ancora che devo accampare a mia. Cara suora, non ti preoccupare. Che mala yerba non si mai. Sì, babbia. E ma poi, se vuoi proprio parlare di questo eh. Lazzaro, t'aspetti e l'aspetti, No, che tu ti no. dissi che non travaglia ancora non è tornato. Io ho capito un massito, ma tutto il male che ti sia annuata, va a cadere tutto un capo spallozzo tua, sura mia.
Ma poi che schifo, i piccoli facessero la qualsiasi cosa, oh, vergogna. Allora vuoi, che spartiste una parentela. Ma tutti noi solo pariamo. No. Chi vergogna, pisciato, non si sente parlare l'auto. Non ti preoccupare, i cristiani lo sanno quando pesate. Quando pesate? Pensa che quando passa tuo figlio Lazzaro, un santo non si andrà a toccare prima, perché lo porta male, è spiritato. Mio marito sai che ci succede? Che ci succede? Meschino creatore, io non controllo. Si scordò a toccare, quindi entra. Io non bagno per lavare, sì, ma creatore, scende qua, non si rompe un braccio. Uno solo? Sì, uno solo. Non se la vede comprare pure un sciupotto. Da lei. Va via tu queste cose, ma a capo di Dio te ne stanno a vedere. Ora però fosse buono, che te ne vai, che io non so pure cosa rifare, hai la casa da resettare, cercare di te ne va. Va bene, me ne vai, ma ascoltami, più tardi scendo con mio marito e a risolvere sul fatto del terreno, capisci? Va bene, te ne divillo tutto sano sto terreno, a me non mi interessa il terreno, io voglio solo i soldi, 50.000 euro, che mi paghi la sopa, chi a me me la so. Poi ci sta scoperta l'acqua cava, guarda se ti scarta e noi le siamo viste, ma cammina, ma quando me ne vai? Vai, dimmi, mamma, poi ti qui appena chiedere il tuo marito, ci sei venuta papà, è proprio il suo marito. Ai. Ai, oh! C'è demoni come siamo stanchi, oh! Ci arriva a tutti noi. Non aveva succeduto mai, devo regare un morto da così, oh! Che morisse subito. Viene che già morire. E che morisse subito davvero. Quanto mi fece sorà, a me ho piccerito. Che morisse subito. Ma viene che già E che morire, morisse subito davvero. Oh. Insomma, voi volete spiegare che ti succedeu, sì o no? oh, tu ricordi? A Gaia morì un marito da panellata. Alza Peppina, che tu dici venne un corpo in faccia. Proprio ahí, lo sai quello che ci fece venire in faccia. Io che messaggio che mi cucco con i due, non l'ho capito. Oh, niente di meno, viene a dire, non si può pigliare i pignolini per tutti insieme. Gesù Maria, e che aveva l'influenza? Ora lo stomaco aveva, oh. La mamma è arrangiata. Se io non so, ci ho chiesto Viagra. Cos'è fessa, sei proprio ignorantone, intanto si chiama Viagra, è una pennola che fa diventare l'uomo più uomo, capisci? Allora se mi piglio io, divento più donna. No, diventa più scemonetta. Ma io sogno. Oh, già sei un carinza che viene a dire era stanco, e per contare sto fatto mi sta venendo l'infatto a me, viene a dire. Amone, zittiti, punta. Amone, dai, parla. Peccio, dopo che viene a dire o vestemmo tutto, sistemammo, un po' fammo tutto, o mettemmo in casa e o volevano chiudere, no? Sua moglie non ne ferma. Perché ti fermò? Per quale motivo? E che alza Peppina, per ricordo, ci vuoi mettere una crocchia caura in casa. Oh! Viene a dire, io con l'altro in italiano la faccio in mente a marrire tutti noi. Vabbè, io sto ci credo proprio che Lazzaro rideva. Rene, per dire, si muove un'antica ora. Ora ci siamo, vedi? Peccio, pigliare un copecchio perché voleva chiudere. Ecco si rompero dopo. Ma che? Niente, non si poteva chiudere. Perché non si poteva chiudere, scusami? Perché il Viagra aveva fatto effetto. A dire, pigliamo copecchio, ci stava mettendo, mi mettiamo in sopra, non assettiamo niente, ce ne salati, assettate pure tu. Se va passare, niente, non si chiudeva, sapere bene, non si soddesse, se mettesse pure vostri anche poca, o copecchio, si assettò. Niente, non si ci piegavo, capisci? Non potevano chiudere. Alza Peppina, fissa, mi disse, lasciatemi la piatta una oggi di gonna, a così ne approfitto.
Ci disse... Ci disse sapere che una maniera un'auto che Pecchio si va a mettere stasera. E come finò? Che restino poi alla fine sto morto. Ci disse Lazzaro, piglia serra e taglia. E io tagliai. Oh, c'è da morire per davvero, non si può rompere pure la serra. Ma alla fine però chiudemmo però. Ah, fanculo amore. Ma io saccio solo che i morti più sani mi capita una buona lui. La colpa è di Crisantemo, il nostro cercamonte. Oh, e a dire che a chi se viene a dire che pavamo profumatamente, Ma pavamo. perché non cacciate? E che mangiava, che sto mistero non vuole fare più nudo. Ma che me, allora ristendi che ci vedi? Che? Incidenti, ci può. Ferite grave, molto incidenti, ferite Ma non grave. potremmo travagliare. Non si può travagliare. Meno male, va. Meno male che non ci sono Meno male, morti, va. ferite. Però va. Stavolta non morivo nudo, Vuota stavolta. non muoio. Però figlio mio, una volta ogni tanto. Una cosa buona, una bella notizia, una porale. Ah, a proposito, senti qua, concentrati che mi telefonò la signora Latona. Dice che sua nuora è incinta. Un mese, Vuole sapere se è mascolo e femmina. Concentrati che ci telefonare. Oh, però non ti addormescere! Sta dormendo. Lazzaro! Troppo si concentrò questo stasera. Lazzaro! Che dici? Chi è? È gay, mezzo. Chi è? È gay, se vuole capire non ci da dire che è gay, ma ci mi hanno giumato. Niente, fai una cosa, ci dice, che c'è a dire? Ci dice è maschio, però assomiglia a una femmina. Vieni, mascolo assomiglia alla femmina, vero. Pozza la brucia. Arriva. Pozza la brucia, sta pigliando a fuoco. Oh, ma che sa tu? Sta pigliando a fuoco. Ma che tu? Che sa tu? Si è bruciato, scusa, per marare un capo, si è bruciato tutta. Andiamo a fare una casa a San Capo che dobbiamo venire a mangiare a mezzogiorno. Oh, quant'ava che io conosco a mia moglie, me ne ha detto che io sai mangiare che ghetta, ma che non ne mangiamo, carino. Oh, e ti pareva che tu mi facevi una volta ogni tanto un complimento a tua moglie, vero? Ma che da fare, che da fare? Va bene, no? Amoni, Carlia ha voluto chiedere tariffa, fammi vedere, va? Amoni. Papà, Oh, ma deve una curiosità. guarda, vedi, Ma com'è che conosci sta mamma? Non me l'ha detto mai. non te l'ha detto mai. Me ne ha detto, te l'ha detto qualche 100 volte, Lazio. E che tu, costruire bene che fai della di là, ti scordi tutte le cose, Lazio. Amore, conta meno. Vabbè, la prima volta che ho visto a Tommaso, arrestai, abbagliato, arrestai. Ma che? La bruttezza o la bellezza? La bellezza, è logico, no? E che tu conosciste ora che avevo l'ammortizzatore scarico, ma prima bella Comunque mi ricordo che la prima volta che avetti aveva un parrocchiale nero, come a che detto tu? Cappello nero, un talier tutto nero, cazzarrete nere, scarpe nero e un cappotto pure nero. Che era? Una festa? No, funerale sozzio. Che emozione, oh! Conoscere la propria moglie da un funerale. E anzi, A me che di sono morti, disgrazie, proprio vengono cuore. a proposito delle morti e disgrazie, dico, ma niente ci potremmo fare bene a da cosa non le tozze e così non lo passano da menzepere, Lazio. Non ti preoccupare, che prima o poi io lo faccio morire. Ma lascia. Ma se non ci succede una cosa vuota, anche perché vedessero l'amici mio cielo, che ancora non è arrivata a ora. Ma tu ti rendi conto? Viene a dire se vuole fottere i piccioli a noi ci vuole dare un terreno schifiato che storire qua, che manco i broccoli si possono piantare dopo. Dico,
Ragazzi, ma che ne potremmo aumentare? Ne avessero a aumentare qualche cosa perché questa cosa fetosa di tozzi. Che ne dici se facciamo una seduta spiritica? Facciamo tornare nonno e vedremo quale sono le sue volontà, visto che mentre che era vivo non lo si fa. Bravo! Bravo figlio mio, questa è una bella pensata, Perché tu scemo di trozzi, che tu è fattore, è speso tutto il sperone, che tu ci credi per davvero? Ma perché non ci credi? Non ci credi tu? Queste cose, non ci credi? Non ci credi? Non ci credi? C'è credi, non fare la cosa, c'è credi come non c'è credi, ma il papà non si ci può dire niente a chi sono contro. Oh, sono sicuro che stavolta, tuo nonno, o terreno c'era una edo. O signor Pallapiano, che pure un nome aveva schifiato, pure un cognome aveva chiesto. Intanto facciamo, ne riuniamo tutte le famiglie, qua, la nostra casa, e facciamo scendere nonno. Buono, buono. Una bella pensata. Sonaro, Lazzaro, che faccio, vai tu? No, vedi che è per te. Ah, è per me? Sì. Io devo vedere tutte le cose. Prego! Ah, buongiorno signora Teresa! Buongiorno, signor Santo. Ma me ne c'è una cosa, vuole la mia moglie per caso? Sì, ma chiamasse. Che mi ha visto a consigliare un paio di pantaluna che ci lasciaio. Vabbè, Lazzaro, ma chiama a Tomaggio, va, che mi riposo un antico. Piano piano, Oh, mi fare premura. no, Che poi capacità. Mamma, americani, esce che c'è la signora Teresa, che è studiata e ci morì qualcuno. Mia veramente ancora un mamma nudo, Lazzaro. Oh, non è che tutti i cristiani che ne vengono giovani per forza c'è a morire qualcuno? Oh, prima o poi va succedere. Senti, meglio vuoi. ah, signora Teresa, mi diceva che è causa, perché ci dico? Ora ci va a pigliare in che c'è un ricevuto, fattura, così c'è non ha suo marito, manco per farlo venire nel caldo che sanno, capeo? Ma lei va a dare i pensieri di mio marito? Ma andiamo già, ma bastano figlio mia. Io fa un ragioniere e io commatti di suoi clienti, va bene? Oh, ma che è mozzicatela, perché? Ma per favore, va, quanto me ne vai? Che fa? Mi raccozzai i cause come ci dissi io? Se ce l'ha puzzata e ce l'ha allagaio. Però larghi non ci può fare, perché ci mancava sto affare rincia. Io che cosa mi metto? Se io arresto incinta, che cosa mi metto? Signora Teresa, ma io non ci la dire con mai lei bicchieriera per restare incinta. Proprio ci volesse un miracolo come la Madre Sant'Anna. Io se lei non l'aveva caputo, io voglio un figlio a tutti i costi, perché se no io, signora, io ne esco pazza! Mia, questa già è forte. Ma quale pazza, signora, venissi qua! A tutto c'è il rimedio, lei non sa preoccupare, non sa affliggere! Sulla morte no, non c'è rimedio. E ti pareva che non aveva dire la sua? Vuol dire che mio marito sta nascendo pazzo! Di quanto domani avevo fatto! Però ne dicono sempre che siccome siamo vecchi, allora i piccirini di conti devono dare! Perché un vorone non insano, donna Teresa? E perché? Perché aspettiamo risposte dell'assistente sociale. Aspettiamo. Chi è? Ora ci domandava mio figlio Lazzaro. Che bere sei? Ma ci vediamo che bere Lazzaro. Allora, ti concentrati, come sa fare tu, e vedi che può venire per signora Teresa. Moni, concentrati. Per un euro. Pure io non vedo una speranza. Non si preoccuparsi, donna Teresa, Speranza è l'ultima a morire. Quale che chiamo a morte? Io saggio solo che sono troppo sfortunata. Una maledizione grande si dà sopra sta famiglia. Per un euro. Per un euro, capito! Mizzicata pure tu, figlio mio. Che da già vieni depressa? Tu ci dici che avere un euro? Se per un euro non ci posso dire che avere un piano. Ma poi
un euro, un viola, sono i miei colori preferiti. Ma io dico, una volta ogni tanto, rilla una cosa allegra, una cosa positiva, figlio mio. No, per le disgrazie, cenere, morte, fuoco. Uè, ma parava botta, va. Ah, no, vabbè, va, anziché ci vai io, lo capiamo, va. Ma solo senti, Cattolico non c'è. Almeno quando uno già sta a casa dei laugi cristiani, buongiorno dopo ti stirini però, buongiorno. No. Sarà arrabbiato perché ci sono successi qualche disgrazia. La disgrazia più grande che mi è capitata a me è che sogno vostro parente. Lo capisci o no? Senti qua, Pedro, quando parli con nuati, tu ti sciacquare a ucco, capisti? Oggi io non razzo. La prossima volta a destra, tu l'hai salvato. Vedi che tu a me me lo stai in bacio. Lo capisci o no? Ma come te lo dico me lo stai in bacio? Senti, voglio chiamare al tuo marito che io non ho tempo di perdere. Per me il tempo è denaro, lo capisci o no? Lo sappiamo questo. Santo! Santo! Mi esci che c'è uno che ti vuole parlare. Va bene. Ma che mi viene a cercare? Ah, che bello rispiacere! Che cos'è che vuoi? Lo sai che voglio dire? Il piccione che la sta sapata il nostro suocero prima di morire, non ti scordare. E non è piccolo, ma che sogno scemo? Per che tu a pigliare un terreno, capisci che ti a pigliare un terreno? Vedi che sul terreno, non ti dire che ti ha parlato, non ti allontana. Parla. Non ti dire che, non ti dire che. Capisci che non ci stai. Sul terreno, tu puoi fare la stessa casale che patata. Io parlavo con un avvocato e non c'è bisogno di fare così. Mi disse che è piccolo rispetto alla figlia giornica. Sta avvocato secondo me ha picchiato la botta. A far sbattere la testa. Dico, vero che non siamo un ignorantone, ma no, fissa! Era come il ragioniere mi disse, dato che il nostro suocero non fece un tuo testamento, sto riscosso del terreno è piccolo, ne l'aveva a discorrere tutte le ore, o capeste? Io ancora non capisco come che mio suocero non fece un testamento per la morte. Ma sogno sicuro, se l'avesse fatto, avesse lasciato tutte cose a mia moglie immacolata. Oh, vedo! Vedi che mi paga a mia, l'adorava, perché tu mi chiamo crocifissa, per passarmi sempre. Lo sai. Comunque, se a te ti sta bene, noi troviamo un metodo per noi risolvere questa faccenda. Ah sì? Isca, belle idee che devi. Sentiamo che devi in testa stavolta. Dico, facciamo parlare al nostro suocero, lo chiamiamo, lo facciamo venire qua e vediamo che ne pensa io. Facciamo parlare al nostro suocero, ma sei stonato o un tutaruto? Tu scontaste che il nostro suocero morì? Che c'è, un tontaroto, che c'è? Ah, io un tutaruto. Sì, tramite mio figlio Lazio. Tuo figlio Lazaro? Ma come ho sperdato? Esattamente. Ma va bene. Tu fai una cosa, tu vieni con la tua famiglia. Io con la mia famiglia veniamo qua. Facciamo una bella seduta spiritica, chiamiamo il nostro suocero e ci domandiamo a cui ci toccano i piccioli e a cui ci tocca il terreno. Che ne pensi? Vediamo che ne pensi tu. Perfetta, bella idea. Ma dimmi una cosa, a me con quelli che vedono il mio suocero che parla. Con Lazzaro devo stare tranquillo. Così. È un addobbetare la nostra famiglia, perché noi siamo una famiglia onesta, capiste? Un addobbetare. Come non c'è molto quanto siete? Però sai che ti dico? Queste cose che ci sta facendo mi stai convincendo, anzi mi convincino. E ti tieni in capo, non ci voglio stare dove c'è. Non ci posso stare dove c'è. Stato sicuro che se il mio suocero fa le cose giuste. E finalmente mi posso pigliare queste picciole che hai sabate e ne mettiamo la controlla per spazio. Da che decidi noi già me a fare? E allora io vengo con mia moglie e mia figlia e non ne parliamo più. Allora ho tanto. Vi saluto. Arrivederci. Se ne io finalmente, Papà, oh, sono venuto capello. a dove stai? A dove vai? Niente, lascialo stare, io sai che non sa che pensa che devo fare. Ora capace si arrecampa, vediamo che dici. Ci a infilare la fotografia di Rio Frizzer. Ora ci succedono disgrazie una presso a Napoli. Senti capo,
Mi ragazzo si accontò che sei seduto a spiritica, eh? Dico, o capisci che tu che ha fatto? Papà, Oh, che tu che mi dici nonno, io ve dico. Lazzaro, forse non mi sono spiegato, Lazzaro! Un terreno ce l'ha dato io, capisci che un terreno ci tocca io? Non ti preoccupare che ci penso io. Lo sai che ti dico? Ci abbiamo almeno un cambio pace, uno ci va a dare in una stanza di letto. A me la ruffiana è un'anticchia, mamma. Bravo, bravo, guarda. Guarda Vediamo. Lazzaro, guarda. Non è potta che mi appartiene, guarda. Ah, ogni cosa che ti appartiene. Che avere tutto vero, oh. Prego. Dale, Lazzaro, dale che c'è, un nostro ceccamotti, crisantemoci. Collaboratore mortuale, no, un ceccamotti. Come va? Tutto a posto? Lazzaro? Sì, sempre allegro, sì, così giusto. Bene fuori a tale auto. Oh, spera che stai a guardare come buttasto qualche travagliore che ti ha sistemato, Susanna, stavolta potremo fallire. E cantavi con noi, a parte un marito la panellara, dico un morto, non l'abbiamo visto. Ma che borino? Giusto, dice mio figlio, i tuoi morti stanno sempre per morire, non morono mai, lo capisci, crisantemo? Ancora? Si chiamò Filippo, l'amico mio. Chi tu che travaglia nella casa di riposo, ca non ta fai franca. Ma scusa, ma proprio si chiama Raccossè? C'è scritto Raccossè? Proprio da così c'è scritto, zio. Ma voglio essere accogliente sta casa di riposo. Franca? È un romano, zio. E davvero? Sì, perché Franca è un nome la proprietaria. Capisti? Ho capito. Comunque, facilimi parlare perché voglio essere questioni di minuti, di secondi o magari più picca. Parla. Perciò, ancora mi chiamò Filippo, l'amico mio, e mi disse che la zia concettina sta chiudendo l'occhio, più sempre. Ma puoi essere che hai bisogno? Che c'entra che? Questo è il nostro metodo. Quando Chiddo mi chiama, non ne fa riscoprire, capisti Lazzo? Oh, a te hai un te credo tanto però, sai? Ah, signora concettina, no, 97 anni, 10 mesi, 12 ore. Oh, una buona. Sicuri? Sicuri? Cagamba, per mia sta arrivando la sola. Poi facete faccio, perché a me era così mi disse Filippo e io ci credo. Ora tu che cos'è che volessi mia, scusi? Susanto, appunto, futura monta, 200 euro, 600 a mia e 600 a Chiddo. Ah, boh! Ci vuoi il buono per davvero, oh! Vieni a dire, io ti visto a dare i piccioli per la morta che ancora non è morta! C'è demore, carinza, oh! Vabbè, allora mi rivocate, arrivederci. Aspetta, vieni qua per favore, vieni qua. Caccia su 200 euro. È vero? Ma ricordati una cosa, vieni a casa chi sto morendo giù giorno, tu mi roni 100 euro e spattami mi roni pure a rimanenza, capisci? Preparatevi con l'annesi, che fa una tanticchia vegana. Pesante, tu sai che pensai? Che secondo me tu l'hai piccare campare. Mica spassi finito tutto stufa. Comunque, pensa che ti che sippi davvero rosso non ta facci, il modo di dire che si bianco. Arrivederci, preparatevi con l'annesi. Arrivederci, va te. Oh. Se chi mi fu tarrare i piccioli, che sul cavo funerale ci faccia io e entro c'è giorni. Che buono fosse, a me non ci guagliassi. Oh, ragioniere, finalmente, io me ne hai un nato così, con ragioniere. Ma sto cristiano che ne scende dalla vostra casa, qui che ne? Il nostro consulente mortuario. Che cosa? Uno sciuceccamoto. Allora faccio buona che hanno un vino canciosciata. Ma ti vogliono a dire di così importante e urgente oggi? Come che c'avete ragione? Ma che fa su scudò? Andiamo a fare la dichiarazione del reddito, ragione! Ancora, vi resta che ci sono 2 settimane piene. Ci penso io, oggi non mi dovete preoccupare di niente di queste cose.
ragione, io ci volevo avere. Dico, se potremmo mogliare, insomma, se potremmo levare qualche motto che c'è per pagare meno tasse, capito? Mogliamo qualche cosuzza, capito? Per pagare meno, ragioniere, ma va a capire queste cose. Io faccio finta di non sentire tutte queste discussioni che voi mi facete. Io sono un ragioniere onesto, sincero e principalmente molto leale. A proposito, avessi una cortesia di domandarmi se è possibile. Ragioniere, parrassa che no agge, vedesse che i cortesi sappiamo fare, ragioniere, parrassa. Come voi sapete, io e mia moglie non potevo avere figli. Adesso sapete. Per favore, ragioniere, non mi parlarsi di sua moglie, cantore era qua. E che discorsi che faceva mi stava facendo venire la depressione. Oh, vedo che è depresso per fatti su. Ci manca sua moglie pure carina e siamo un bello fitte sane, no? Oh, guarda, non ci credete, a me casa non si regge più, né si dorme e manco si mangia più. E questo non si vede per niente perché la panza ce l'ha. Facendomi proprio una conferenza, io non ci faccio più io qualche giorno, la fugo e me levo davanti. Oh, no, è ragioniere, a cosa travagliamo, no? C'è ragioniere, buono fa. Ragioniere, lei nella mandare bella morta. A tutto il resto ci pensavano oggi. La ditta Dio mi aiuti e figlio è lieta di servirla. Ebbene sai che per lei un prezzo, ragioniere, un prezzo è speciale per lei, ragioniere. Sì, guarda, non si può fare un'altra battuta. Magari io già mi trovo, da povera mia moglie alletticata in casciere morte e io mi trovo i cavallacci. Ma per favore, abbiate un pochino di umanità almeno, Ragioniere, che poi il nostro travaglio siamo meticolosi, ragioniere. Intanto si dice meticolosi. Vabbè, che tu che è? Comunque, un cortesia che mi ha visto a fare oggi è che devo trovare c'è un figlio a mia moglie. Dico, Sì, ragioniere. Ieri quando io al supermercato ne mettiamo uno tancato. Ragioniere, ma che ci pare che è prosciutto? Andiamo al supermercato, l'accattiamo, ragioniere. Ma come ci troviamo noi un picceretto, ragioniere? Ma che io per forza voglio essere amico? Pure in una certa età. Tanto mia moglie si accontenta stesso. Insomma, tanto per capire. Oggi, a che travagliate sempre a mezze morte, su mie oggi e domani, e capiterà spesso di trovare a coccare uno che è orfano, sia di padre che di madre. Eppure c'è un picciottetto che ha questo orfano ripicca. Però dimmelo, per favore, dimmelo. Io avevo 75 anni. Quando morì al 97 e questo orfano di schifo. Ma mi dici per fissa, che la situazione è grave, mia moglie è troppo esaurita. Ma poi io dico, con tutti questi piccioli che hai, con tutta questa proprietà che hai, a fra 100 anni che io pure, un navienno né figli e manco parenti prossimi. Ma oggi volete vedere che tutto sto bene di Dio se la va bene a pigliare qualche figlio di me cucino lontano? Ragioniere, lei con questo discorso che fece mi convincevo subito, ragioniere. O piccerino per lei ci trovare subito, mi convincevo questo discorso dei soldi che fai. Lazzaro, alzati e cammina. Papà! Ma che è? Ora mi metto sto volta a mezza casa, così completeremo l'insalata. Ma per favore, va, ora me ne vai, a cacciagliere a dare coccia a mia moglie, per farla stare più tranquilla, che a menzura va bene il nuovo assistente sociale, dice che vuole parlare con noi oggi. Arrivederci, me ne vai. Arrivederci, ragioniere, ci vediamo più tardi. C'è niente di male. Mamma mia, marito e moglie mi parano pietosi. Lazzaro, ma tu niente vero per chiesto, niente vero, vedi che pesi? Vero un euro. Niente, lascia perdere, fa finta di contare il tuo niente. Se ti cavi, ti telefono a me sforo. Mi disse che stanno scendendo. Ma non abita qua sopra, piano di sopra e ti telefono invece di chiamarti, oh! Ma sai che io su figli sti cose ne fanno? Sì, ma per davvero! Io riuscissi di preparare mentalmente alla venuta del nonno. Io veramente non ti chiami scatto? Ma pure tuo nonno, ti voleva tanto bene, Reggiana mia. Nonno, io mi scatto di Lazzaro, mi scatto, di miei frati. Turistica con che botto ti facciano spigliare più. Spettato, tutte le fame, spettato. Oh, sentite qua, che mi dicete oggi lui, ha finito di fare i cretini. Tu sai che faccio io me ne vai da dentro e mi scanto. Sì, a così io ti piglia a tempo l'uno, sai che tuo nonno per bene del cavolo a tutti i reuniti. Ma che non mi hai detto mai? E me ne vai dentro a sta casa? Prima
prima che tu ti mariti, prima va a piacere a me e a tuo frate. Poi se ne piace a noi a Geroi, forse teniamo consenso di maritare. Mamma, ho sentito che dicono. Lo sento, però quando riuscite guaci, vorrò ripetere a rere, a finite. Oh, che ti stanno scendendo e poi si entra una ucca. Almeno davanti a Idi cerchiamo di essere una famiglia unita. Oh, porca miseria, va. Sentitevi che a caso. Caso, pote. Caso. Guardate. Poi io, e baci. La famiglia Pallapiano è presente e pronta per onorare il nostro caro e defunto suocero. Cos'è vero? Ma a dire, arriva la famiglia Pallapiano e manco ci metto tappeto rosso in terra, o se no perché un chiamamento fanno fare le carabinieri, ma va bene. È inutile che fai tutto questo sarcasmo. Importante che vediamo pace e risolviamo un fatto terreno. Oh, l'italiano. Che faccio? Anche perché io qua dentro sento puzza e vorrei andare via presto. Va bene così, papà? Brava figlia mia, ti spesso che sono sempre io. Senti qua, puzza bella, poi sei tirata a casa. Con tuo cane puzzolente capite, tu capiste? Senti, bella. A puzza. Un cane mio che si chiama Baobà, un ne fa, caida invece. A puzza c'è, pittità, se ne esce d'un evero, da Portopane, Ma che dici, tesoro? Che sta dicendo? Sai che ti metti sempre in vanità. Ah, ma avevamo immaginato qualche altra cosa. Ora Rengo, dopo tutte queste belle parole che vi registrano, che fa? L'assettiamo e cominciamo, prima che non ci arrezzano i capi e ne uscite più. Totò, ma tu ci credi che viene in pace? Io spero di sì, poi scusate, questo progetto. Oh, mira che io la taito, ci voglio stare, Lazzaro. È bello che torno vicino. Oggi tre assettatevi qua, uno accanto all'altro, l'hanno la mano. Sì. E oggi mettetevi le campane. Assettate. Sta candela a cava, sta arrivando uno. Oh, Ci spero di che sì. stiamo facendo? Ora concentratevi e datevi avanti e ripetete che tu capire qui. Siete pronti? Io ho paura, me ne vado. Sì, per me tende poi, anzi che te vieni, vuol dire che è piccolo tocco un anno. Perché a sette, te ne devi scaldare a sette. E tu se partiamo, io sono tu, sai? Ora ripetete che dico io, assieme a me. Concentriamo. Concentrate. Nonno. 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 Scendi qua, mezzo annuate. Scendi qua, senza nuoto. Che avessimo bisogno di te. Che avessimo bisogno di Che te. avremmo si dice ignorante. Oh, che avessimo, sempre di te abbiamo bisogno. Che avessimo sempre di te abbiamo bisogno. Ora con nonno ci parlo solo io. Ora con nonno ci parlo solo io. No. Ora con nonno ci parlo solo io. Ora con nonno ci parlo solo io. No, ora con nonno ci parlo solo io. Silenzio! Non avevano caputo, rillo allora. Ma che sono i carni, ma che sono? Nonno, tanti consigli. Picciole, o terreno. Un nonno è qua. Lo sento. Qui, tutto che t'avevi qui. Ma che t'avevi qui? Coppino, non è quando sento che io con fuoco, ma tu pure. Ci ferma la mano, Aprite, sono Maguma, ho portato pane e Coca-Cola. Ma quale no? Ma quale nonno che sto durando un razzo di macumba, disgraziato! Io ti
entra. Scusate signori se ho disturbato. Ho portato pane caldo e Coca-Cola perché so che è la mia amata. Ah, sto non quanto pane, va dimmi, motoristi a chiamare fritto, va dimmi, va. Scusate signori se ho disturbato, ma siccome so che a Natascia piace il pane caldo, io gliel'ho portato. Oh, Caretto c'è dove toccare, non c'ha bene! Come te l'ha detto, non ce va bene che sto qua! Fatto nient'uno fuori! Voi signore, ma perché mi trattate sempre male? Io sono un bravo ragazzo! Tu non mi hai fatto niente, però io come a te non ne posso vedere completamente! Lei è razzista! Ma chiamami come vuoi, basta che te ne vai, però te ne hai. Ma te! Oh, a me questo non mi interessa, no. Amore. E tu sei sbillato! Ma te! Va, Ricciacchi, sto così ne va. Vai a vedere che non ne vai qui! Ma Pumba, va dimmi, appena finiamo ti chiamo, mi mettere ne vai, va dimmi. Ok amore, saliscio dopo! Va bene, ciao, va dimmi, poi ti chiamo. Va te! Secondo me, visto che ho serrato messo un campo. Io sto assistendo a scene così deplorevoli che quasi mi vergogno per voi. Non ti vergognare, pensavo alla tua famiglia tu! Comunque Lazzaro, continua a chiamare un nonno, a così non le mettiamo questa storia. Concentriamone come a prima. Amore, Date la mano. datemi. Ora con nonno ci parlo solo io. Solo tu proprio? Solo io. Nonno. Scendi. Vieni qua in mezzo a nuace, nonno. Già sei in il corpo, nonno. O no? Seccate, senti. Sì, già sei, nonno. Già sei in il corpo. No, oh no, levate il luogo però che c'è il morroio, non già sei nel luogo, tu sei oh, levate. E magari già sa la uca. La uca c'è già su. Ma perché vengo aiutati? Che volete? Manco ma finati a spartirvi, chiedo che me la sai. Papà, come sogno contenta! Vi richido che fare questo terreno! Allora, io riuscissi a rilassare i piccoli annuaci e un terreno a mesuoro, va bene? Papà Gioia, Pino, ma sei Pino. Io ti dicessi che lasciare i piccoli annuali perché tu sai che mio marito sa che so che fare. Pure io so che tu che fare che piccoli, papà, senti papà. Io e mia moglie. Ti dà in capo, ti tagliamo e ne schifiamo. Ma che famiglia siete? Sempre che besciarriate siete. So io che ti consiglio. Oh, se buoni che facete schifo tutti e tre. Vanna, papà, vanna. Comunque è vero che manca la mia presenza mi fa canciare. Io e vostra pace abbiamo deciso. Col terreno va immacolata e i piccoli vanno a crocifissa. Accettate questa decisione perché non torno più fino a quando non facete pace. E ora me ne vai. Bravo papà! Bello, quanto sei bello papà, quanto sei bello. Grazie la grazie. Amore. Dunque, io accetto la decisione delle sorgere. Ma potete scontare che tutto parla piano, fa pace con la famiglia Dio mi aiuta. Ma potete scrivere il tuo colletto alla cammesa. Ma quello non vuole fare pace con voi, i devini. No, aspetto! A me mi dispiace solo che siamo sopra e sotto. Sta tranquilla che prima o poi io, sta casa, ma vengo e me ne vai a stare all'altra punta della città, a così la faccio un pedaleggio. Vabbè, i devini, per cortesia, i devini, via! Io l'ho sempre detto che in questo palazzo c'è poca cultura. Me ne voglio andare. Metti giù con voi una sta cultura, se no devi essere fuori, va bene? Ma che possiamo dire? Va bene. Per come ho visto che... Dittatore,
cavallo in cascia vivo, papà. Guarda questi piccoli che pigliamo, sai, che facciamo? Rimodelliamo tutta l'agenzia. Anzi, accattiamo pure qualche cascia di chissà che moderno. Papà, Oh, ma esistono che dei doppi? ma che vuoi? Tipo matrimoniale. Se morono marito e moglie, vorremmo assieme per l'eternità. Bello, io voglio provare, proviamo. Ma vai qua, pure un remoto a stare con me, va te! Non si basta stare qui, cercare di allontanare. Comunque, a parlare con chi sa che fabbricare melano, a vedere se esiste qualche cascia di chiesa. Ma perché pensate per voi, anziché fare morire sempre all'auge? Oh, ma te pare che mi scordaio che tu che succede Antonio? Un po' scordaio, sai, allora te immagina. Non fare arrabbiare i capelli. Sì. Santo, per favore, Pareotori, cominciamo a fare teatro, che già una palazzo ti conoscono. Mi pare che siamo scimuniti, una piemola di cascione. Dai cannarozza, va bene il calo. Senta a me, vabbè, se per caso tu avessi qualche pensiero con questo conevolo, levetello, perché se ti scippa testa, ti scippa testa con sto nevolo. Ma che stai il modo di parlare a tua figlia? Lascialo scuoare, papà, mamma, lascialo scuoare. E poi, senti, ti dico una cosa. A me, come chiamasti tu, mi piace proprio, che lui si chiama Macumba, e di un picciotto meglio che sai un'altra cosa, a me mi piace, io voglio su wascio o senza wascio consenso. Capiste? A me avete questo discorso, vedete come viene a parlare più. Lo capiste perché senza pace, senza mare, senza travaglio, e non voglio careccio, capiste che non voglio? E ne vorrei per giunta. Esatto. Quindi, siccome io sogno un pace all'antica, e ho zitto a mia figlia e ce la troverei io, capiste che ce la troverei io? E ora per questo discorso non voglio sapere più niente. Cagliorema e capenesci, la lasciare sto nero. Pina mano, te ne consiamo 700, siamo un 1.700. E poi tu a tuo picciotto, manco conosci. A me, mi pare un bravo picciottetto. Certo, se sta a levare non ti capisci dicevi che ora stai cominciando a capire qualche cosa, allora tu sei d'accordo con tua figlia, vero? Io sono d'accordo con noi. Dico solo che tu però non ti scordare che facevi prima di conoscere a mia. Amore, dai, Romillo, che facevi? Che facevi? Romillo! Io ero un beato municipale, che? Cala, marito mio, cala. Un beato cimitero. Cala. Vabbè, io lavavo i malati, canciavo i ciuri, le motte, e i parenti mi davano qualche offerta, che? Pace, ci ha vagliato sempre vicino ai morti, che emozione. Siccome dico io non mi travaglio, ero bello sistemato, travagliavo buono. Poi padre mi pigliò qui. E ora ringraziando a me suocero, io signore, sogno che tu che sono. Che? Ma Cumba, a me mi disse che ogni anno io si vuole accattare un furno, non travaglia. Ma dico con quale peccio, se chi sei morto di fame con quale peccio? Non lo so, ma io ci credo, va bene? E se ci credi mia figlia, ci credo pure io. Ecco. Aleo, sai che ti dico? Scordate a questo. E ho figlio di signor Magione, che è bello sistemato, che già c'avevo travaglio, a Cavantero sai che mi resta? Voglio parlare con sua figlia. E ora va a tenere in tua stanza, non ne parliamo più, non ne voglio sentire più niente ora sto discorso. Io lo voglio a tutti i costi, ti ripeto, e lo voglio col vostro senza vostro consenso. Me ne va. Senti qua, cerchiamo di conoscerlo buono a sto picciottetto, prima che tua figlia com'era qualche fissaria. Oh, per quanto mi riguarda, io non voglio vedere a chi sto manco una carta geografica. E canno mai. Ah, bella verità, oh. Mi finì un problema del terreno e mi venne che doronevo. Dico, ma quando la vedi non ti chiede pace quando muori? Papà, un funerale ci penso io. Cazzo, che appena vedi sempre non ti chiede morte, che succede? Subito che ci ha atteso. Comunque, cosa fessa, vedi che resta il riscorso, a caffè esce, non ne voglio sentire più, va? Senti,
siete tente, pace e figlio. Ma io ti dico solo una cosa, Iachino. Speriamo che mia figlia non combina qualche fissaria, ma se no, tutti noi siete consumati. Ma va a fare, da scemunita che va a fare, va bene, va. Papà, Oh, papà, oh, papà, sì, arrede, papà. papà. Sta venendo caso, lo zio Ramanto Terriere. Si sta facendo consunto. Sì, si sta facendo Ramanto Terriere, però è qualcuno che ci può cantare. E qui c'è ora che fare vedere la monnezza del bello lampo, sai che non ci spuntano le cose. Comunque io sai che faccio? Avvicino un'antica all'ufficio che la stai a dancionare la segretaria solo, va bene come ora è scorso, va. Amore, quando vai io dormo? Scusate il disturbo. Prego, che cosa posso servire? Mi chiamo Angela Lodato e sono la direttrice del CT. CTO? Un centro traumatologico? No, non esattamente. CT, compro terreni inutili. Terreni inutili? Sì, esattamente. Per costruire alberghi di lusso. Scusa, e noi che c'entriamo in tutto sto Ma riscontro? infatti non cercavo lei, cercavo il signore che sta al terzo piano. Alla piano. Cercavo il signore che sta al terzo piano. Sapete dov'è? Oh, parla piano. Insomma, che ragione ha così come venire a dire? Che c'entra, signora, che c'entra? Palla piano, io e mio cognato si chiama così Totò Palla piano, capito? Ah, Palla piano è cognome! Sì, cognome. Ma scusa, ma lei perché cerca mio cognato? Perché so che sua moglie è proprietaria di un terreno a Bellolampo, me l'hanno detto delle persone lì del posto. E allora? E allora, siccome la mia società vuole comprare codesto terreno, sono venuta a formulare un'offerta al signor Parlapiano. Ma lei è un capo buono che sto terreno ieri in mezza munnizza? Certo, lo so perfettamente, però quello che voi non sapete è che tra 6 mesi la discarica chiude e noi abbiamo intenzione di fare diventare quella zona una meta turistica. Comunque, adesso vado a formulare la domanda al signor Parlapiano. Mi scusasse, venissi qua un minuto prima di risigni. Ma questa offerta che ci ha visto a fare a mio cognato, ricanta che sa dirsi, ricanto poi... Per la privacy non posso Ma rivelare. quale privacy, signora, quale privacy? Vedessi, io con mio cognato siamo raccolti, certe volte rumiamo pure insieme e come volevo bene. Parlasse! Se lei mi dice così... Facetto, ma che fa babbia, parlasse! L'offerta che ho intenzione di formulare si aggira sui 300-400.000 euro. 600.000 euro? 400.000 euro? Certi muori! Secondo atto. Ma dico io, come si fa? Oh, chiami una settimana con un borrecamo che ho morto, lazzo! Un muore che non alle rette in cultura. Ide, a colpa rete! E con tutte queste aspirine, medicine, vaccini, Suppostini, pennoline, cristalline. c'erano tutte queste medicinali, poi all'ultimo come va a finire, cae dei campi e noi ci moriamo ripetito. Io non capisco perché tutto questo spreco di piccioli. Se stai male, a sapere. O spendere tutte queste picciole. Muore. Ma rinfreschi e ci lascia questi soldi ai tuoi parenti. Ah, se tu stai ascoltando la mia, i farmacie potessero chiudere. Io sogno sempre più commento, la disgrazia girò la nostra casa. Papà, Oh, per me la sua inde che ne prima contro. io pure chiesto penso. O vero sto schifiatore tozze, o vero quanto picciolo ci hanno a casa di questa vendita di sto terreno maledetto. Certe muore, viene a dire, la mia non te mano terreno, e noi facciamo fottere così per comprare da seduta speretica. Un nonno ci compra, Se l'avesse per rende mano, se l'avesse... affogasse però, vecchio maledetto, tu carogna, che t'avevamo fatto? Che t'avevamo fatto che ne tratterà così, che t'avevamo fatto? Che t'avevamo fatto?
c'è? Una sostanza c'è, ma che è quella tua? Oh, finalmente capivo che se ne aveva ieri. Senti, ti sai, che colpa è tua? Ma perché fai raccussi? Sarà nesciuta, ora già, ora bene, sa fa nascere. No! Senti fuio! Senti fuio! Senti fuio! Senti fuio! Ecco qua! €1! No! No! Sì! €1 no! €1 no! No, €1 non la fa! €1 no! €1 no! Tu hai un capo stuso lietto, lietto. Ah, ora legge adesso! Aspetta! No, con €1 non me la vai a fare! Non me la vai a fare! Vediamo! Caro papà, io me ne fossi fuggita perché tu non volessi bene a Magù. Io l'amo tanto e lo sposerò. Non volle scappare, ma ci avessi costretta. Quindi, se mi cercate, non mi trovate. Ecco chi lo sale. La devo fare chissà. Mi farò sentire io con Magù. Ma ti voglio bene. Non piangere. Non piangere, c'è scritto. Non piangere. Non piangere. Pissi. Ma che vuoi? Non faccio del male a Magumba quando verrà a casa. Se no mi ammazza. Ma buono fosse. Disammate senza cuore, chi dà il fuoro? E sì, chi da signori lì già sta casa? A colpa ieri di tutti noi! Allora tu eri racconta che si faceva zitto con sto nevero ficus, o vero se per ora l'avessi in mano, o vero? A fugarsi. E su due, un nonno e un euro. Oh, ti permettere, sai? Lo sentiste che tu che scrissi fuori una riccia, vero? Oh, io sto €1 in casa non voglio. Oh, mi raga, io sto €1 in già sto morto di fame, in già mai casa non vuoi. E io manco. Ho capito che non vuoi, sto morto di fame, non c'è mai casa. Ma perché come che è morto? Pure io già. Ma perché pure essa che è morto? Cadu, a sto morto di fame. Ma che c'entra con te una mamma misurare pure parole? Oh, vabbè, questo vivo morto di fame. Ah, ora ci siamo, senti arrivi 147. Senti, capri, che a me non mi interessa niente. Io voglio avere a mia figlia e voglio non c'è mai casa. Quindi tu come nasci un ciappo e tu la correggi, lo capisci? Ma se no, me ne fui pure io. Oh, Sì. ecco qua. Sola. Oh, calcola quello che fai perché io alla tacchista non ci voglio stare, sai? Ma intanto senti, sta domani. Caffare, allora io caffare, che mi caffare io? Caffo e dimmi pure tu. Tutto solo. No, perché già fui io. Che te, era una battuta. Va bene qui, va, scusa, va bene qui. Oppa, Oh. mi porta che mi ha fatto. Ah no? E ci vuoi? Andiamo a vedere qui. Beh, Buongiorno, zio Santo. Che piacere rivedere i miei soci. ma quale socio? Ma quale socio? Quale socio? Viene che tu perché stai nella settimana con un botto carino. Io quasi manco saccio più come sono fatto. Anzi, a che se cosa che ti dico? Dammi €100 che ti pigliaste la gioiello, perché auto che ti è venuto contato, che da s'arripigliò e sta meglio di mio figlio sta. Ma che c'entra? Perché non dici che sta meglio di Crisante? Toto quasi giusto dici. Sì, tu che tu che si avvicina a Chiossai o colorito Ramonti. Ma dimmi una cosa, ma tu guarda che cos'è che mi sta a fare? Bella appunto, per sdebitarmi per l'8 giorno. Ancora? Che tu che sta facendo un mio palazzo? Io lo chiami sempre. E che, zio Santo?
un pezzo rosso. Chi si parlare? Ogni tanto parla una cosa giusta. Nemmeno una cosa, allora dopo potremmo appezzare la forchetta da polenta. No, c'è che schifio. Ma che capisci? Non capisce niente. Siccome vorresti che è un pezzo rosso, cioè uno che conta, guadagniamo un sacco picciolo, capiste? Susanna, ma che capiste? È un pezzo rosso perché pesa 180 kg. Io la faccio lo calcio cavallo. Ma come è possibile che tutti che dei male combinati, molte male combinati in trovi tu? E la cosa bella, lo sapevi qual è? Passa, vedi? Cavi sulla sua moglie e suo figlio ha sittato una seggia a rotelle. E che vuole? E allora? Vi la vita scendere quasi in te spalli, le scale. Che se ne rasse però all'ignato, sai quanto? E la vedete che morte che mi porta. E allora che fa? Me ne vai a voce banni? Patine, che saccio. Papà, Oh, non ci potevo morire noi, perché io assai con travagliare. Crisantemo, tu sei sempre il nome cuore. Hai una cascetta bianca preparata per te. No, caro Lazzaro, a canciare i colori perché io sarò signorino ancora per poco, perché mi sono innamorato. e questa pazza? Una ragazza bellissima. È stato un coppo di fumi. E va bruciò. Sì, d'amore. Ma per essere curioso, Crisantemo, ma perché un male discriminante che è questo? Castano, nasino piccolo, occhi intensi, ma soprattutto benestanti. E mi ha confidato che suo padre sta concludendo un grosso affare. Saccio solo, ed è pazza di mia, Susanna. E questo padre, quanto c'ha desiderato molto? Ma io ancora, per essere sincero, Lazzaro, manco conosci. Però stiamo facendo tutti cose di corsa che non si mi sta capendo più niente. L'unica cosa è che è innamorata di me, quindi io c'ho chiede di corsa. Figurati perché ora mi dissi che mi va a confidare una cosa proprio importante. Però non lo so, perché da senza le mie non ci può stare. E che vuoi, piccio che fanno la bellezza. Sì, sputti. Intanto io l'amore vero la trovare. Tu al massimo puoi trovare qualche spirito. Comunque, Susanna, caccia l'indirizzo remoto e me ne vai. Ci vediamo. Dopo funerale, Susanna, daci 200 euro. Che solo a chiesto sa pensare tu, va bene, va. Arrivederci. Arrivederci, Ciao, va te. Oh, tutti sono felici e contenti, tranne Novace, Lazio. Vabbè, pa, Oh, sai che ti dico? Andiamo a consare a Cristo. Che prima che sai lo spigno, che sapere quella era una fortuna che abbiamo. ma per davvero, va. Amonene, prendiamo l'attrezzo, fatte. Picchi. A me, la cascetetta, picchi. La serra c'è, papà. La sera rompiamo una caccattammo più. Ma che ti è successo? A fuggire di mia figlia, eri da lutto. Ma perché che favore, scemoneta! Fino a quando torno in casa, mi piace come se fossi morta. Un fare così, tranquilla che torna, a un navacchiere, torna, ti scantare. Speriamo di no. Vedi, senti il capire che stiamo in scena, che stiamo venendo a fare il morto che morivo, capisci? Tu stai tranquillo, stai calmo a casa, stai tranquillo. Tu porti a Natascia! Ah, si dai come che fonda porto! Amonene, che sente proprio Lazzaro, porta tutte le cose, amonene. Che senza lusso che tu si scatta. Amonene che si arrospa gli occhi, si può davvero, amonene. Torna, Angelo, mia mamma! Ma chi ti mancava? Chi ti mancava in questa casa? Ma onde sì, figlia mia? Natascia!
che schifo! Che vergogna! Oh, ti ci mettere pure tu, non te basta che tu sei fritta! Oltre a vestiti di nero, ti avessi a mettere una maschera nella faccia! Niente di meno! Perché che feci mia figlia? Forse ammazza qualcuno? Peggio! Un risenno con picciotto di pane e pigliutta nero! Ma che fa se fanno ste cose? Mezza asciato non si parla d'altro! Quello che è successo in questa casa è colpa di Don Pasquino di tuo marito, sì, perché in altra stura ci avessero un po' di gamba a tutti noi. Tu a pensare che la mia casa si ragiona diversamente. Pensa che la giorno mia figlia ci disse a trovare a suo padre: papà, che non uscì un bel ragazzo. E tu subito non so sapere che mestiere faceva. Dolores ci disse: papà, non fa un professore, fa un mestiere molto particolare. Allora tu subito ci disse: lascia perdere, non è cosa per tia. E Doloroso sai che fece? Che fece? Ci disse: papà, io lo amo, gli voglio bene, non ci n'esce niente, la ballassare non la so, perché mia figlia ha il rispetto di suo padre. E dopo non avesse fatto mai quello che fece tua figlia. Senti mai! Senti che dopo questa bella lezione di vita, vattene a tua casa che io acchiancere a mia figlia, vattene va? Sì, me ne vai. Che se viene qualcuno e mi trova qua, mi vergogna a farmi vedere che entra. Vergogna, proprio vergogna. Buongiorno, signora Crocifissa venne a trovare perché intende sta notizia. Santa Teresa pure lei lo sa! Però lei non dava a piangere, che queste cose succedono nelle meglio famiglie. E poi io dico, almeno a lei cose ci succedono, perché lei ha un figlio, una figlia là, a mia, ma con chi sto mi succede? Signora Teresa, guardi che oltre a mia sorella, qua dentro ci sono pure io. E può salutare. Ma poi, signora Teresa, mi scusasse, ma lei è troppo esagerata. Ma che si fa così? Piangere dalla mattina alla sera perché non ci vedono fede. Non si è tagliato uno specchio, lo vede che ormai è troppo vecchio, se la va a rassegnare. Oh, ma che ci dice da cristiana? Uno che sta morendo, consulta. Purtroppo che la signora Crocifissa so solo parla così perché la signora qua presente dalla vita ha avuto tutto. Ma sa ricordare una cosa però lei, che la vita è una ruota, oggi è mia e domani è tia. Oh, finitola con queste discussioni, per cortesia. Piuttosto, donna Teresa, i pantaloni che ce l'allargai o ci vennero buoni a posto? Bellissimi, solo che a me non mi servono più perché siamo a buon punto, ora sì, a buon punto da adottare un piccirino. Ero lo sta dicendo, ma di cosa sono contenta! E chi ha? 50 anni, vero? A lei proprio non ci interessa quanto annave mio figlio. Perciò? Saccio solo che quando ci diceva ancora signora Crocifissa al nuovo dico non può notare perché ormai siamo grannuzze. Sogno proprio contenta per lei, che molto ogni tanto una bella notizia ci vuole da Teresa! È un solo. Lei non va a piangere, no, perché se tutti i posti riescono saremo tutti felici e contenti. Oh, non vuole così un chiacchicchio. Ora me ne vado. Ah sì, finalmente. Ah, c'è uno che dice. Ma chi è che ti figlia? No. Non posso trovare il telefonino. Si lì a scuola. Ma quando mai? Mi chiamarono a scuola per fumare se stava bene o stava male, perché stamattina giù io a scuola. Se ne esce cantando, tutto tranquillo, mamma mia. Che fa? Non ne fa. Maria, che succede? Che fa? Tanto, mamma mia, c'è che la vicinità, mi sto sentendo male. Se ne esce tranquilla. Maria, che fa? Ah, tutta la colpa di tutto questo e di giù sperdato tuo figlio che ne una sempre castima in capo in malanova. Vergogna, moneta dopo ne ha piccerita. Potete ascoltare, non vorogno. A me non mi interessa il terreno, fatti lasciare casare che patate, a me l'importante è che la tua
vai pure io, perché sapi, aspettavo l'assistente sociale per firmare le ultime pratiche burocratiche e finalmente sarò mamma. E signora, ma va a fare un favore, lei non la chiacchiere più, perché se tutto va bene, tutto sarà risolto. Arrivederci! Arrivederci. Ma sapete che pure va a dire che saremo tutti felici, sereni. E io che ci ho giocato? Auti, 180 kg, che duro 120 ne pesa. Se fotte io 40 kg da cosa fettosa. E a bere cosa la fa scendere domani mattina a chiesto, questo rulante terreno che hai, oh! A tu sta mia figlia? State calma, io fondo, padrone fondo, sai che mi resti? Che ti resti? Ho cognato a travagliare perché ci venne a frevone. Gesù, Maria Frevi, ci venne un euro, ma non c'è bisca l'influenza a mia figlia! Oggi problemi! Che c'entra? Che dove sei chiesto? Perché se scanta rinnovate, se scanta. Scusa, voglierò fondo perché si scanta. O vero se a questo costo un euro io però la avessi sotto mano, vero? O un brocione asse tutto, un brocione asse a storrare un euro, se l'avessi sotto mano. Disgraziato. A una bucciasta a mia figlia! A una bucciasta a mia figlia! Rimillo! Non ne bucciasta a mia figlia! Aspetta mamma, fammi parlare! Oh, ma quale mamma? Ma quale mamma? Mi ragazzi non detto mai! Non aggiungiamo niente per te! Lo capisci, Neuro? Ora tu mi dici un mia figlia! Perché se no io ti ammazzo! Lo capisci? Perché sono troppo nervoso sono! Lo capisci, Neuro? Lei non mi può ammazzare! Ah no? Ah no, e perché non ti potessi ammazzare nemmeno perché? Perché se lei ammazza me, sua figlia si ammazza. Sua moglie si ammazza, lei si ammazza e pure lo spiritato si ammazza. No, che io mi ammazzo, io muoio, io faccio muovere. Sua figlia con me sta bene. Io l'amo. Lei mi ama, noi ci amiamo e anche loro ci amano. Se voi fate così vostra figlia a casa, non ci metterà più piede. Mi rirà così, per favore. Non puoi dirmi una cosa, levami la curiosità. Che c'è una facciata da picciottietta? Siete felici, creatura? Con me sta bene, dove siamo ci tratano benissimo. Ma come state? Che vi trattano così bene? Per ora non posso parlare. Saprete tutto dove? Me ne vado. Anzi, vostra figlia mi ha detto di dirvi o accettate me oppure vostra figlia non la vedete più. Ma come avete parlato, noi ci faremo sentire. Io fossi proprio curiosa di sapere così che più a mia figlia un euro rincia. Oh, senti una cosa, tu vuoi capire tutte le cose, ma un netto solo, mira un netto solo. Sento che sono vicino. Ma ripreci sono vero. Sta cosa fiducia me la tiene se butta a mia figlia sto rannevo. Ti può mettere un cuore in pace, marito mio. Accettare a tua figlia un sozzito. Perché a me non mi interessa, ma io voglio a mia figlia, un capisti che voglio a mia figlia. Questo euro rincia a mia casa non voglio. Se già sei io, me ne vado io. Allora decidimi oggi che tu che a fare. La soluzione la mia trovata. Appunto. La troviamo una soluzione, non ti scandare che troviamo una soluzione. Non ti scandare. Ci vai io. Ci vai tu, ci vai l'altro. Ma perché è mia figlia? Va bene come, va. Buone siamo qua, non può toccare, non facciamo a da. Signori, buongiorno, sono di nuovo qua. Ma scusa, cerca di dare a mio cognato lei? No, cerco a lei e a sua moglie. A noi, c'è perché cerca a noi? E purtroppo per la vendita del terreno sono sorti problemi burocratici. E noi che c'entriamo, Rico, che cosa ne ha?
vengo e mi spiego. Parlassi. Al catasto questo terreno risulta ancora a nome di suo suocero. allora Quindi, che siccome suo suocero non ha lasciato nessun testamento, non ha messo nessuno, non posso firmare il contratto, perché è a nome del suocero. Ma perché scusa se il suo non vuole firmare? Certo che vuole firmare, però per legge bisogna che anche lei firmi, altrimenti non è valido. Amore, mirassi sta pinna, mi dici stavo lì a firmare che io firmo. Oh, ma che fai? Stai scherzando? Ma che fai? Ma che fai? Ma aspetta un minuto! Vedesse, cara amica mia, se per mia moglie firmare sto cosa, non c'è problema, a metà dei piccoli terreno. A metà, tutti. Non esagerare, Lazio, a metà non basta. Come immaginavo, sentite, mettetevi d'accordo tra di voi, vi do 3 giorni di tempo, adesso salgo su a parlare col signor Parlapiano e vediamo che si deve fare. Fatemi sapere. Va bene, Arrivederci. prego, sei accorto. Buonasera. Oh, questa è un'occasione loro, chissà qua, ma com'è che non ci avevano pensato mai mai? Com'è che non ci pensavano una cosa di chiesa? Tu ti scusasti, che facemmo vedere a me pace, fi decidere a come va il terreno e a come va i piccoli, guarda che vuoi. Oh nonno, come è venuto nudo? Tu l'hai visto? Ragione, avrà! Oh, io avevo un mirante a me oggi, l'ultima volta che chiudo l'occhio, ma che dici? Tanto siete bruttiuna tutti i rubi. Pisti maledetti piccioli ti facessi ammazzare. Ma a me non mi interessa, io voglio a mia figlia, voglio rinciare caso, capisti? Ma va bene. Va bene com'è, va. Ma faccio che è mia figlia. Va bene com'è. Ci vai io, se no. Un perere camuriozzi. Un perere camuriozzi. Dimmi! La camuriozzo! Quando mai? Un moreo sto disgraziato ancora un amore. Peggio, mio marito è sopra che sta parlando con chi lo terreno. Allora perché sei visto dal lotto, scusami. Poco grande da me casa. Se ne vuoi dolore, Una tua figlia se ne vuoi io. Guarda il giuttino che ti dissi stamattina e mi dissi con torno a casa. Se suo padre un fantasma pure sozzito. E tuo marito che dice? Mio marito non ne vuole sapere niente. Ma perché? Perché? È neuro pure io. Ma è nero. Dice che è un centro sociale basso, un principe. È buono come stai facendo, buono, che non ce n'è più. Manco se muoio. È peggio. Vuol dire che a mia madre pare un reale, che le figlie sono peccate nell'aula. Ora mi innacchiano. Ma convince a mio marito. Perché io che posso fare, ma che davo un cuore di topo. Non può essere. Scusa, Masuro, per tutte male parti e male parole che ti ha detto. Ma fate, abbiamo tutte la stessa sgrazia. Io ti giuro, suoro, che appena tornano i nostri figli e risolviamo questa situazione, tutti i famigli ritorneranno uniti come una vuota. Oh mio Lord! Senti, raga, io e mia pace volevamo metà la vendita del piccolo terreno e poi si vede. Mi interessa a mia del tuo terreno! Mi potessero mangiare i cani a vuoto o terreno pure! A me mi interessa di mie figlie, di mie nipote e di Masuro! E non di vuoto! E ora basta! Andame da chiamo! Basta! Scusate, ma che ci succede a suo suoro? Non ne sa niente il ragioniere. Se ne fu io magari sua figlia. Pure India, ma che è malattia sto palazzo? Ma come mai? India tutta finicchia, acculturata, ma che motivo aveva di scappare in questa carusa? Un motivo, ma cognato! Che attento, cosa tenta? Ma la canna, manco si vuole ricevere la sua figlia in casa! Scelta che tutte voi, siete stesse, invece di cognati, mariti e frati, con questa mentalità ridotta che avete. Ora capivo i voci che sentivo passare nella sua casa, Ma ragioniere, come mai
improvvisa. Ah, proprio a lei cercava. Caccia su nei pantaloni al vestito che mi dette mia moglie. Dice che sa va a dare lo punto, me la va a cuzzare e me la va a dare festa che più tardi me la vai a mettere. Vabbè. Ma chi ha sua figlia che ha fatto così? Ma chi ha? Che ci succede? Di cosa normale, che hanno farà così vuol dire che dire qualche cosa. Non so motivo. Ma vero sta casa tutta piena di neve. Oh, mi riconivo la mia casa fatta bene. Anzi, sai che ti dico? Che ho sai di veri, meglio è. Ragione, ho la stessa perdita, purtroppo che non sa che bene dici, capito? Però la verenevole. No, va bene, anzi sai che ti dico? Più tardi a mia casa ci sarà una grande festa. Vieni ragioniere, che fa un compleanno ossia? Ma quale compleanno è compleanno, signore crocifissa? Finalmente, dico finalmente, ne direttero figlio che aspettavamo con grande ansia. Ma vero, mi sta dicendo ragioniere, ma immagina sta moglie, sarà contenta! Mia moglie, contentissima, lei sa immaginare che si trova al settimo cielo. Oh, a curarsi seccare. Bene, c'è sempre una cosa, sì. Ragione, dicessi una cosa, ma sto piccerino, quanti anni ha? Insomma, proprio piccerino niente. Io so avevo 27 anni. Io sto per spiegare i mantieri perché hanno fatto un giocolino. Sì, ma un ballo sviluppato il giaccionetto, no? Ho capito. Un bravo picciotto, la cosa più importante per noi è che è serio e educato. E se fotteo piccolo ragioniere. Chi se c'è l'ugno con tutto cuore, chi se c'è l'ugno con tutto cuore. Ma perché che tanto non canati il ragioniere, io posso scendere sogno all'otto. E poi è chiaro. Poi ci da Più tardi lo faccio conoscere, non mi preoccupate. Vuol dire se c'era ora mia figlia a calcio faceva la conosce e ne avessero ammuccato i piccolo ragioniere. Non vi preoccupate che voi altri in questa festa c'entrate assai, perché oggi se ne direttero sto Caruso, non direttero per merito di voi, ma principalmente di un componente della vostra famiglia. Di cui? Fosse le Lazzaro. Confette ne euro, piccerette ne euro, confette ne euro, piccerette ne euro. Ora me ne vai. Più tardi a mia moglie butteremo le carte in tavola e vi spiegheremo tutto. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Vedi se per ora ci avesse stato mia figlia a casa. Ci diceva per caso, lascialo sto euro disgraziato morto di fame, che ne pigli sto euro? E ti piglia sto bello picciotto che non è piccio. Ho figlio non ragione. Questi secondo me escono fuori di me. Invece che se per me ma? Bianco nero, bianco nero. Fosse cosa, fosse l'ora proprio di buttarlo una qualche specialista e farci fare una bella visita. Non avevi bisogno proprio su Lazio. Bianco nero. Se ci avesse la tua per casa, che ti diceva io? Ce ne pigliava a chiesa, non era buono se si pigliava figlio loro ragione. No, non ci piace figlio ragione. Ma come fai a sapere che è bello, scusami? Ah, no, come fa? Un canò! Vedi che i piccoli fanno la bellezza, capiste? Tu hai la fissazione in testa, non sto ci rivedo! Vuol dire, chi ti hanno 27 anni che cercano un piccerino e tu cosa ci facci a sti maledetti piccioli? Segnatello, oh, vedi che senza materia prima, felicità non c'è nella vita. Tu sai che ti dico? Ne vai da rincia, perché già sono solo a sentire tutti sti chiacchieri pessi che fai, mi butta lo stomaco. Va bene. Oh, ste femmine sono tutte poete, tutte romantiche, e ti basta che c'è il lavoro e tutto è fatto. Non hanno capito niente la vita che, non hanno capito niente. Lazio, a bere come puoi rinciare tu. A morte. Oh, ha ragione avete male. Cioè tu non ce l'ha fatto mai, me ne ha detto. Io l'amo. E poi mi piace perché ti può pigliare all'improvviso, mentre che tu te l'aspetti. Ma non ci sono parole quando dici queste cose, non ci sono parole. Ma c'è me, che l'incompre pure a me mi fa venire tu, quando va bene poi. Ciao zio. Dico, ma c'è vero un buono, Dor, ma che ci fai? Vi devo parlare. La zia non c'è?
Ma lui che fa? Dorme? A zia è da rincia, io non so che fai, io ho 40 anni non la caputo, non so che Chiamami la zia per favore. Cocefessa, tale cucce, cocefessa. Cucce, tu nome figlia. Ma quando mai, ne esce tuo nipote c'è. Tu ca? E come mai? C'è tua madre che sta morendo con tutta per colpa ciova. Lo so, proprio per questo sono qua. Ho bisogno del vostro aiuto. Dico, sentivo buono. Tu, vieni a dire, tu hai bisogno rinnovato. Sì, esattamente. Precisamente di Lazzaro. Ma come? Mi ha detto le quattro di cure e ora io dovessi aiutare? Lo so, ho sbagliato a parlare male di voi, ma nella vita tutti possono sbagliare. E io vi chiedo scusa e spero che mi perdoniate. Scelta nipote che ti perdoniamo. Tu, ricci in so chi hai bisogno, che se tuo cucino Lazzaro ti può aiutare, ti aiuta. Non è vero Lazzaro? Vabbè, sentiamo un sacco male a dire. Dico, scusami, dico, ma tu non ne fuiste o mi sbaglio? Sì, certo. Dico, e veniste sola e non c'è? No, è qua fuori che mi aspetta. Ma così? Ma tu non che può pensare che sei una mala famiglia quando fa trasli, ma figlio, io non lo so. Va bene, Vai chiamo, per cortesia, vai chiamo, vieni a dire, vieni il caso uno senza ozzini. Senti il capire come potremmo parlare remoto, che hai una discussione. Aspetta, hai una discussione con me. Che fai? Ma dimmi, come potremmo parlare? Ma che cosa stai facendo? È lui il mio fidanzato! E tu? Sì! Che figlia Spirito Santo! Mi morire vuol dire che ti fuisti questo. Ah, proprio così. Ma veramente. Ma vedete, i così la vita, zio santo. Ma cosa aveva a dire non hanno parenti? Sono 25 anni che mio padre mi opprime. Devo vivere come dice lui, devo conoscere solo chi piace a lui. Adesso basta, mi sono rotte le scatole. Da oggi faccio a modo mio. E noi che c'entriamo da tutto sto discorso, fammi capire. Io sono qui solo per mia madre, l'altra vittima di mio padre. Lei, senza di me, morirebbe di crepacuore, ma neanche è disposta a venire con me e lasciare mio padre. Quindi, per il suo bene, sono costretta A fare la pace con tuo padre. Esatto, e qua ci puoi solo tu. Allora, ma se no ci manco ne parlavo. Mio padre non ha timore di nessuno, solo di te. Di mia? Sì. Devi sapere che lui fa tanto l'intelligente e colto, ma in realtà è più ignorante di voi. Scusate. Però figurati che lui è convinto che gli hai fatto una fattura malefica. È che sto vero, Siccome gli stanno succedendo un sacco di disgrazie, una dopo l'altro, è convinto che se non gli togli questa fattura morirà presto. E che tu che volevo gli ha chiesto? Finisce la discussione seria e tu fai sempre un gradino. Continua nipote, parla, spieghi. Quindi tu a quel punto parlerai con mio socio. Ma che già tu ti assisti in famiglia? E finché non accetta la mezzita, sua figlia, con mia si intende, ti disgrazia, non ci finisce. Bravo amore! Mettiamo che io accettassi aiutare a noi che ne già stessi. E ti pareva che facevi una cosa gratis fuori proprio. Ti prometto che vi farò dare la metà del ricavato della vendita del terreno. Allora ti aiutiamo. Oh, perché che sono la dire io? Dillo però. Va bene, ti aiutiamo. Grazie cugino! Zia, stai tranquilla, anche Natascia tornerà presto da te. Ci siamo sentite spesso e ha una voglia matta di abbracciarti. Era nipote No, questo non te lo posso dire, gliel'ho giurato. Ma stai tranquilla, tornerà presto da te. Dobbiamo stare attenti a non farci vedere. Dai, andiamo. Mi raccomando, grazie di tutto. E anche tu dovresti cambiare idea. Tu pensa per te, ma tua famiglia non pensare per me. Sai una cosa, ma uniti, cuore, pensa strada. No,
alla mia casa, mia madre e mia padre ci vogliono troppo bene, eppure io. Arrivederci. Grazie di tutto. Convinci mio padre, mi raccomando. Sì. Oh, sai che a fare per convincere a chiesa? A fare scandare assai, Lazzaro! Un manca a te, a fare scandare! Ma che tu sai che avete sta ruolo, il pare che non conosci. E mi pare a mia che assomiglia a un cristiano che io conosco. Non è vero, santo? Per prima cosa, per che tu mi hai paragonato a chi? E poi, Crisantemo una casa un'era a abitare, morendo su e ce l'ha. Togliendolo come un recetone, non c'è manco una casa nell'ape. E ti dico una cosa, che se tua figlia tornasse ora, io l'accoglierei a braccia aperte e manco non da punizione ce l'ha a mia figlia. Pizza che sei bravo, si ne rusci come un zucchero, marito mio. Che? Buncio. Vedi che suona, stanno suonando, mettilo qua, Lazio. Chi è? Mettilo qua. Questo muore un po'. Tutti noi, un po' io faccio passare io. Anche me pare che sono fissa. Ma manco se scaccio, va! Io volevo sapere perché volete che mia cognata firma un documento del terreno. Forse vi siete dimenticati che il terreno è di mia proprietà? Ecco tu lassù. Tu mi vuoi tutto quando parli con me mi tagliare così, che è già per causa tua che non ti cappato. Secondo voi, un bugeroso di un che sta a destra, secondo voi, un treno me lo so, mi sono già da salute spirito che l'autore, o forse l'avete dimenticato? Ma che te? La saluta spiritica, ma non è dire solo tu, non ti addonaste a che il nostro suocero era ambriaco, non sapevano se che diceva. Ma che te? Ah, ora mio suocero era ambriaco, non sapevo che tutti noi siete gioffardine e tutti cristiani. Io non voglio sta mettendo salute e dignità. Queste cose mi sta mettendo questo matrimonio che fece. Aspetta, tagliare che c'è qua, la fotografia di Gioffi Quali, poi lo spuntura c'è la cucina, te la accorgi? Come posso vedere una così? Eppure, zio, a fare una proposta. Io le devo molto delle rende, che già abbiamo dato i fottiste. Sta vedendo? Bene a dire, noi ti porgiamo l'altra guancia come un bravo cristiano e tu che sulla c'è. Sei tinto! Io ero auto per la stora, ha ricevuto col premio da carina. Capisci o no? Ascolta, chi ti cancia? Ascolta che ti hanno a dire, allora ti canciaro. Amore, sentiamo che male sta a dire, guarda, sta diventando buono. Dico, tu vuoi che tutte queste disgrazie ti finiscono subito? E più da morire! Io la cosa posso comprare gioco buono. Amore, vediamo un sacco a fare, vediamo se ce la riesce, perché come guarda, non c'è solo gioia. Vedi che l'altro giorno, anzi, l'altra notte, mi venne un giorno tua figlia. Vicina mia, che ti disse non è che fa. Mi disse che voleva essere ricevuta a sua casa, insieme allo suo zio. Per me se lo può dimenticare. Ha tradito la fiducia di Totò parla piano. Ma perché sei così orgoglioso? Chi è mia figlia? Io cristiani tinti come Mattia, io non ho conosciuto i cristiani tinti come Mattia. Allora, che dici? Vuol dire che continua a pungere fino a campo? Oh, Giù, dare notte! Dare notte appena! Dare notte! Oh, la storia sgraziata! Ma ditemi una cosa, io non capisco una cosa. Fino a stura sempre contrario, ora tutto non compro questa bella stagione via. Ma chi c'è sotto che ancora non riesce? Non c'è niente sotto, non c'è niente. Siccome a differenza tua noi siamo più buoni, siccome noi vogliamo giungere alla famiglia, e siccome siamo sotto feste Natale, stiamo diventando più buoni. Che ne pensi? Tento! Sente,
sta fazione una proposta a te, visto che sei più buono di Incauca che avanti che stai anni. Io mi ricevo a mia figlia dentro con sono zitto. Quando tu ti ricevi a tua figlia con l'euro dentro, che ne pensi ora di questo discorso? Visto che siamo sotto Natale, i nostri destini che abbiamo sono parallele, vediamo che mi risponde ora. Che discorsi sono, che discorsi sta fanno ora, non sono discorsi fare. Ma lei come ti fa perché siamo sotto Natale, siamo più buoni, ti porto la guancia. Giusto, dici Totò. Fai a bere che se ne è diventato più buono. Amore. Tu sai che da Macumba non sono fila, perché se ci facesse questa controproposta? Ma levati va! È maligna, è sempre venuto. Sì. Tutti noi, senti troppo ardere e fatta che stai anni. Io invece dico, che tutti noi, se vi mettessero un capo una bilancia o sversassero, no? Ma essere uomini non significa mettere orgoglio sopra ogni cosa, significa pure fare felici i propri moglieri e i propri figli. Ah, quando mai, ma che discorsi sono fare chi sa storare? Senti, ecco, e tu vieni che da fare fatte tona, vedi? Da fare fatte tona. Dimmi una cosa, finché che siamo sotto Natale, deve essere normale. Cosa tinta? Ma siccome io sono un uomo di parola e per me la parola è parola, la mia proposta è sempre valida. Che dici? Che ne pensi di questo discorso? Per quanto riguarda il terreno, io porterò una che poi vicino a gennaio, quindi poco mi interessa. Va bene. Visto che a te cosa ti conviene, non ne potevo dire. Va bene, io te vedo. Cugna, pensaci che fai felice tua famiglia, fai felice, pensa! Va bene, fa pensare a Amore, la sua Cammina, interrompati, cammina, Ora faccio dare le scale. Scazzato cosa tenta, cosa tenta. Meno male che sta finendo Natale. Meno male. Immagino come sarà il buono a Pasqua. Questo era un modo per non vederla, per cambiare il mio carattere ci vogliono altre cose, ci vogliono. Dico, ma tu ti rendi conto che tu cagare? E me, un terreno può stare a un perché ho bisogno di pesce, non c'è nada. Faccio le canne! Cosa tenta? Ne vuole fare perdere ste pesce? Certo che tu, avendo a tuo figlio Razzolo rinciato a casa, gli hai tutti così, vero? Non ti importa se Natascia non c'è. Ma che dici? Che dici? Io se faccio queste cose è perché voglio bene alla mia figlia, o capisci che voglio bene a lei, perché se mia figlia si marita con figlio un ragioniere, facciamo un sacco di guadagno, facciamo. Insomma, senti qua, fammi capire una cosa. Tu a Macumba non vuoi bicchiere d'euro o non vuoi bicchiere senza piccioli? Certo, se avessi qualche picciolo in più, potesse chiudere un occhio, capisci? Oh, ancora si chiude tutte le ore. La penisola, sempre una carriera da augurare a molto a me, a penisola. È vero vicino. Marco, va a vedere quello. Rape, corape. Yeah. Vero vicino. Finalmente, signora crocifissa, è giunto il momento! Ma che sta un divetto? Mette secca. Caccavetto! Vero un euro. Ma Rico, ragione. A festa, date che tutte le cose rosse, perché con una fase a casa, non è che c'entriamo. La festa rossa a dopo facevamo a casa, però siamo capi più centrati assai in questa situazione. Ma che sta succedendo? Vero tutto un euro. Ma di che sti anni vuol dire stanno festeggiando e tu chi ci vai e chi bilingo? Finalmente, cara signora, è giunto il momento di dirvi tutta la verità su vostra figlia Natascia. Su mia figlia? Sì. Ha stato sul Tareoata, sta.
Che significa? So casa. Cioè, ragione, mi facesse capire l'antica perché sogno stai cominciando a diventare confuso. Dico, mia figlia, tutto il tempo che è stato fuori io da con euro, per a dire è stata sua casa. Sì, signora, a me casa. Senta, prima di tutto Conivoro si chiama Macumba. E seconda cosa, da ora in poi lei e suo figlio c'ha da portare il rispetto. Ma manco per sogno la va a dire. Anzi, Piauzzo sa che ce n'è. Facesse a chiamare a mia figlia a casa perché sta storia va a finire. Va a finire sta storia. Aspetta, Santo, io prima voglio fare presente di conoscere a mio figlio. Chiamiamolo. Sì, fallo già. Figlio mio, Giasini. Giasini, Giovanni, Giasini. Che bello sciacquato. Bello, figlio, bello. Sì, ma mia figlia è mia figlia, chiamate da mia figlia, qua, mamma, mio fidanzato. Cioè, ben a dire, ragione, mi dicesse una cosa, ma Macumba, dico, è suo figlio a tutti gli effetti? Sì, signore, è figlio mio. Io invece volessi capire una cosa. Ma se muore un ragioniere con sua moglie, e in proprietà passano a Macumba. E se muore Macumba, passano a mia suora. E se muore mia suora, passano a mia madre e a mia padre. E se muore tuo genere, passano a me. Ben a dire tu, da un minuto facesse una strage di famiglie, oh! Ma c'è da morire con che? Passerà tutto a lui, anzi da domani verrà a lavorare nel mio studio. Allora, a sto punto, con queste parole che disse lei, caro mio genero, ricuore d'anni, tu sei benvenuto alla mia casa, sei benvenuto! Papi, ti voglio bene, papi! Mi pento genero che hai! Ma vedo, Ma io non capisco proprio perché se ne fu ieri, ce n'era bisogno. Ma certo non c'era proprio bisogno, che me ne fui non c'era bisogno. Come sogno contenta, Macumba, non mi manca più niente per essere felice in questa casa. Comunque, noi adesso dobbiamo scendere perché abbiamo organizzato una festa per Macumba e tutti gli amici suoi. E sottinteso però, che anche la vostra famiglia deve partecipare. A una condizione. Che Lazzaro non ha cominciato a chittare gli astini. No, donna Teresa, poi ci metto un bello sparaciappo in taucca, non si parla più io. Campana a morte, musica non c'è dopo. E allora che non ho detto niente? Ragione, non si preoccupare, se vado appena chiariamo, e tu stai assettato insieme a me, un parecchio. Ci penso io, vedi. Allora la teniamo, forza Macumba, figlio, bello, andiamo. Che bello io! Teresa, Teresa. che c'è? Allora, visto che siamo diventati consuoli. E devo dare uno di tu. Se hai bisogno di raccozzare un paro pantalone, portimelo che io ti faccio gratis. Va bene? Va bene, andiamo. Ma mica a fare un altro favore. Lasciatemi magari una ricetta a me ieri cariccia, che avevamo risolvere un altro problema. Ma chi è? Cosa ne sono nipote? Va bene, tu vedi che puoi stare quanto vuoi, ma appena finisci, scendi e ne viene a dare subito una mano aiuto per fare la festa, eh? Va bene, Mario, va bene. Arrivederci, Arrivederci. Come sogno contenta, mi manca più niente per essere felici. Andiamo io che faccio qua. Va bene, guardate. Cuginetta mia, come stai? Bene, così a posto. È che dobbiamo convincere tuo padre per andare tutto bene. Se volete ci parlo io! No, lascia stare perché abbiamo anche di farsi parlare, scusa. E lo scurre sangue. Così è qua. Per favore,
si sta temendo. Comunque, dimmi una cosa, ma suo padre non mi dette sua parola d'onore a me? La parola d'onore ti rieti. Chi sta? Io non c'è tanti però che ti canto. Io è la prima cosa sensata che io ti sento dire. Anzi, vuole farti uscire io. Chiamo queste cose a te. Chiamo. Ma così ne mi spiccio prima, manco mi telefonare. Suoro! Immacolata! Immacolata! C'è, crocifissa! Scendi! E scendi subito con tuo marito, che stiamo a fare vedere una cosa, spicciti però! Va bene, stiamo venendo! Ma che si vede? La vedi? Oh, però la vedi, scendi più spesso. Crocifissa, ma che è? Aveva crocifisso? Cercare lo spunto, perché vedi che stiamo facendo, stiamo facendo per Obetteo, capiste? Pace. Pace per tutti. Piuttosto i divini da riccia la sostanza e quando vi chiamo io non usciti, però solo quando vi chiamo io. Dai, devi andare. Ci chiamo Mucciarello? Viene che lo spunto a me, io non mi cuore, se no... Va te! Io a me, io non viene con noi toccato, va te! Va a vedere che c'è sto solo, guarda! Oh, non può... Che è successo? Solo perché voi ti c'era così premura, che fa? Tuo marito menne? È sciancato, ci voglio sapere. Niente, ti aveva a fare vedere una cosa. Scusate, se permettete io tolgo il disturbo. Ma quando mai? Quando lei va a stare qua così ne fare testimoni? Non capisco di cosa state parlando, però non c'è problema. Marina, che casa sta staccando su destra perché forse la cosa buona che tu speriamo con sua madre in 2 giorni. Devo bene, una volta per tutte perché io non la posso. E che non muore che sto mai. Io le caito me la chiede. Non ci posso stare, lo sento, per favore signorina. Non ci posso stare. Aspetta, stai a un nero, aspetta che mi va a parlare davanti. Dico, ancora, tu mi dai sta parola d'onore, tu ricordo perché? Ah certo, che te la signora Mambeto. Io volevo la mia figlia, lo scusate? Viene che per prima cosa, viene che chi tu si chiama Macombo, sai? Si chiama sempre euro, E per un secondo, dico la parola che tu rasti, vale, sì o no? Non sbagliare a pensare. Sente Pietro, quando è cappato? Vede che io parola non è solo una, per me era per mia pace, era per mio anno, per me la parola è il Vangelo. Non ti ascoltare. Fonci. Va bene. Natascia! Macumba! Nisciti! Con zio vi vuole a conoscere! Caro Totò, io ho il piacere di conoscere il mio genero Macumba, che è stato accettato da mio marito dentro la mia casa. Chi corre d'anni che aveva cognati, vede che ti abbraccio, bravo sei tu! Sogno come sta cosa dentro. Vero! Non ci credo. È stato pigliato per fessare. Piattalo fuori, amore. Piattalo fuori, attegliene fuori. Cioè, secondo te, me ne a dire, io di stare fuori a me, io non mi cuore. Se tu a fare già se la sto, io non rientrato a casa. Cosa te? Se cosa te, punge sempre poi. O ne esci di tuo riccareggia stasera. O ne esci, punge. Per favore, non queste cose che già fatto io, per favore. Dai zio, dai bravo! Ma non vedi che sei stato contro tutti! Scusate se intervengo, ma se lei ha dato la sua parola, non so per cosa... Ci spiego io. Allora, siccome mia figlia se ne fosse fuiuta, pure la figlia di mia sorella se ne fosse fuiuta, ma mio marito non voleva, eppure il marito di mia sorella non voleva. Vabbè, non c'è bisogno che continui, ho capito. La parola è parola per un uomo e va rispettata. Vabbè, accetto
mia figlia così. No, non capivo, che dire, nello più forte, scusa. Va bene, accetta mia figlia così da casa. La dire più forte, che dire l'ultima fila non si intende. Più forte. Va bene, aspetta mia figlia cosa sento. Ora sì, ora ci siamo. Chiamate la piccinita mia, telefonate, ti facete vedere, resta subito. Mamma! Figlia mia bella! Papà, io pure. Io l'anno non immaginavo. Che dici? Ti posso salutare? Sì, figlia mia, non è che voglio una vasata. Tu però ora va a fare un favore. Ti devo conquistare la fiducia di tuo padre. E io a cacciare vestito. Che finalmente non lo vamo a mezz'era Grazie, senza che chi è tuttissimo non avesse potuto succedere. Bene, dopo questa riappacificazione familiare il terreno me lo vendete oppure no? Certo che ci venniamo, ma che fa pappia, certo che ci venniamo. Ma non è una cosa, non restiamo con il terreno era che non era. Signor Parlapano, non si dimentichi che ci vogliono le 2 firme. Vuoi vedere che è come dico io, dentro. E allora sai che ti dico? Ne voglio un figlio. Che vedi? O vedi Lazzaro, una lingua stavolta. La lingua, attento, cosa attento? Mi state scerreando a nere! Un nonno viene. A nere mi state scerreando! Ma finalmente mi aspettare che mi lasciare! Ma facete pace! Ora! Ma se no non vengo più, fino a quando facete pace! Ora mi chiaro, mi raccomando! Papà, so che chiedo troppo, ma fammi un regalo. Questi soldi servono a Macumba, mia cugina, per sposarsi. Lo sai che Macumba è povero? Ma io non ti hai come non sei povero, disgraziato, non ti spalmato. Certo che sei povero, che poverazzo disgraziato, sì. E va bene, siamo sotto Natale. Tanto peso per peso. Vuol dire che faccio una bella buona. E facciamo felici tutti. Me suocero è un santo. Ok, allora domani tutte e 4 venite nel mio studio, così firmiamo e mettiamo la parola fine a questa vicenda. Adesso io me ne vado. Arrivederci. Arrivederci. D'ora in poi, Asoro, d'ora in poi saremo una famiglia unita per sempre. Ha solo un potere forte, un mio rumore, io che succede. Anzi, tu sai che vi dico? Tu chiama a Tomati ci dici che aggiungono 4 sedie che dobbiamo festeggiare, avevamo a recuperare tutto tempo che abbiamo perduto fino a ora. Certo, con piacere. Oggi forse non scordastelo che tu l'invitano nei consuoce, amoni, spicciamone, allistiamone, amoni, che abbiamo a dire a festeggiare, amoni, Dici la mamma che aggiunge 4 seggi, dai. Con piacere. Aspetta! Allora potrò arrivare dai. Questa cosa non la posso buttare in questa cosa. Ce la levai. Tutte cose vanno pure spese. Tutti spingono levate. Dico, ora che... Però mi raccomando, ora che tutte cose sistemano. Per i cassetti che sta a morire qualcuno, fuori non va a fare un altro. Che ci mancasse quando portassero le notte. Arriva, Amonini, spicciamoni! Avanti, che abbiamo a recuperare tutto il tempo presto, spicciamoni che chi danno a aspettano, tutti quasi si mangiano! Mia suocera ha ragione, se non ci sfruttiamo, i miei fratelli africani si mangiano tutte cose e noi rimaniamo senza. Ho capito, va bene. Ma dico... Vanna, Lazio. Ora che tutte cose sono sistemate. Io volevo chiedere a mio padre, ma qual è la morale di questa commedia? Caro Lazzaro, la morale di questa commedia, sai che ci volessi dire a questo bello pubblico? Non sa zuffare, non ne vale la pena, per case, per terreni, per piccioli, perché come morisse un noto papa del 500, Francus Romanus,
i piccioli sono Monica! Presenta i personaggi e gli interpreti. Angela Lodato, Viviana Greco. Crisantemo, Toti Braguglio. Teresa Matrone, Daria Borghetti. Paolo Matrone, Ottaviano Fatta. Macumba Bobo, Salvatore Castrovinci. Dolores Parlapiano, Martina Castrovinci. Immacolata Parlapiano, Benedetta Mocciaro. Salvatore Parlapiano, Vincenzo Conoscenti. Natascia Dio mi aiuti, Assunta Russo. Crocifissa Dio mi aiuti, Francesca Conigliaro. Santo Dio mi aiuti, Antonino Mazzo. Suggeritrici Maria Conoscenti e Giussi Maggio. Direttrice di palcoscenico Maria Laura Cimino. Aiuto montaggio e scenografia Samuele Battaglia e Salvatore Saitra. Regista e personaggio di Lazzaro Gregorio Battaglia. Bravo! A voi l'allegra compagnia. Desideriamo esprimere riconoscenza all'amministrazione comunale di Cefalù, in particolare al sindaco Rosario Lapunzina, che invitiamo a salire sul palcoscenico. E stasera, in via del tutto eccezionale, abbiamo la presenza degli autori della commedia, Marcello Faranna e Giovanni Marsala.